Buongiorno cari amici, buongiorno care amiche. Spero che stiate tutti bene, che siate contenti di praticare un po' di yoga insieme a me. Cominciamo a rilassare bene tutto il corpo, sederci bene sulla nostra sedia, tenere le spalle larghe, aperte, rilassate. Cerchiamo di allungare bene tutta la colonna vertebrale verso l'alto. Portiamo l'attenzione alla base della colonna, proprio all'osso sacro, e risaliamo piano piano, come se salissimo tanti gradini, cercando di creare spazio tra una vertebra e l'altra, tenendo tutta la schiena aperta, tutta la schiena rilassata, le spalle morbide, larghe, distese. E cerchiamo di distendere anche tutto il viso, un'espressione serena sul nostro viso, un viso sereno. E adesso facciamo questo, inspirando, spingiamo su le spalle, tendiamo tutti i muscoli del viso, stiriamo un po' le labbra e poi rilassiamo, abbandoniamo completamente le spalle. Ancora su, inspiro, tendo, stiro le labbra, rilasso. Ancora una volta, su e rilasso. Bene. Adesso ascoltiamo il nostro respiro. Appoggiamo le mani sull'addome senza premere, senza comprimere. Lasciamo un respiro spontaneo, cerchiamo di non alterare nel modo più assoluto il fluire spontaneo del nostro respiro e lo ascoltiamo. Cerchiamo di immergerci nel flusso del nostro respiro, diventare il nostro respiro. Cerchiamo di escludere ogni altra cosa. C'è solo il nostro respiro, nient'altro. Accogliere ogni respiro in modo consapevole. Ogni respiro un soffio di vita che entra dentro di noi. E poi un soffio ancora. E l'onda del respiro non si ferma mai. Bene, adesso rilassiamo. Portiamo una mano sulla fronte, la facciamo scivolare da una tempia all'altra, poi l'altra mano, ancora, proprio massaggiamo la fronte da una tempia all'altra. Poi portiamo la punta delle dita al punto tra le sopracciglia, facciamo scivolare le dita, seguiamo l'arco sopraccigliare fino alle tempie. Ancora dalla radice del naso seguiamo le sopracciglia fino alle tempie. Ancora una volta. Bene. Adesso portiamo le mani ai lati del naso, tiriamo un po' le guance verso le orecchie, con tutte e due le mani, bene. Ancora un po' di pressione delle mani sul viso, stiriamo bene tutti i muscoli delle guance. Ancora. Bene, poi chiudiamo i pugni, picchiettiamo un po' alla base del viso e dietro il collo. Anche qua un po' lateralmente. E rilassiamo. Abbandoniamo le braccia e distendiamo completamente, cerchiamo di tenere sempre le spalle aperte, rilassate e tutto il viso disteso. Ascoltiamo.
ci sono un'infinità di sensazioni sottili nel collo, nella parte inferiore del viso, sulla fronte, sulle guance. Cerchiamo di ascoltarle tutte con un'attenzione sensibile. Non lasciamoci sfuggire queste sensazioni che ci regala il nostro corpo, sono molto piacevoli. Ascoltiamo ancora per un istante. Bene, adesso intrecciamo le dita delle mani, portiamo le mani intrecciate dietro la nuca. Inspirando, allarghiamo bene i gomiti, avviciniamo bene le scapole, dovremmo proprio sentire le scapole che si avvicinano. Inspiro, espirando ruoto da una parte, scendo, faccio scendere un po' le braccia, lascio pesare un po' le braccia sulla nuca in modo da allungare bene le cervicali, sempre tenendo le spalle lontano dalle orecchie. Inspiro, ritorno al centro, allargo bene, espiro, ruoto nell'altra direzione, scendo, ancora su al centro, inspiro, allargo, espiro, ruoto, faccio scendere le braccia, cerchiamo di sentire il lavoro nei muscoli delle spalle, nei muscoli dorsali, nella parte alta della schiena. Torno ancora inspirando, sentiamo che man mano che allarghiamo i gomiti, le scapole si avvicinano, si accorciano i muscoli dorsali, la muscolatura alta della schiena. Inspiro, espirando ancora, ruoto, lascio cadere un po' le braccia, poi ritorno, allargo, avviciniamo bene le scapole e teniamo un attimo questa posizione, visualizziamo i muscoli della nostra schiena, vediamo come sono accorciati, poi sciogliamo, braccia in avanti, intrecciamo le dita delle mani, spingiamo in avanti le braccia, le spalle, sempre tenendo le spalle lontano dalle orecchie. Sentiamo adesso come sono distesi, aperti tutti i muscoli dorsali, quanto spazio c'è tra le scapole. E poi abbandoniamo le braccia, rilassiamo. Cerchiamo di tenere sempre le spalle bene aperte, spazio nella schiena, spazio nel torace. Portiamo le mani alle spalle, i palmi delle mani in avanti, disegniamo dei cerchi nell'aria, lentamente, come se le mani scivolassero su un vetro. Ascoltiamo ancora come rispondono ai nostri movimenti i muscoli dorsali, i muscoli delle scapole. Sentiamo che le scapole si avvicinano quando allarghiamo le braccia e poi si allontanano quando avviciniamo le mani. Adesso nell'altra direzione, tutto con leggerezza. Braccia leggere, braccia senza peso. Ancora un cerchio. Bene, rilassiamo, distendiamo. Lavoriamo ancora un po' con le spalle, con la muscolatura dorsale. Muoviamo, teniamo ferma una spalla, non la muoviamo, immobile, l'altra sale verso l'orecchio. Poi la spingiamo bene indietro, la facciamo scendere, la portiamo in avanti, poi su ancora. La spingo bene verso l'alto, indietro la spingo bene verso il basso e la porto in avanti. Poi nell'altra direzione, giù, sale dietro verso l'alto, la porto in avanti e la faccio scendere. Ancora una volta, indietro, su bene verso l'alto, in avanti e rilasso.
rilassiamo completamente, ascoltiamo tutti i contrasti, tutte le differenze tra la spalla che è rimasta ferma e la spalla che ha lavorato. Cerchiamo di percepire che nella spalla che abbiamo mosso si muove l'energia, circola l'energia. Adesso l'altra spalla, su bene spinta verso l'orecchio, poi in avanti, scende, la portiamo bene indietro, su, ancora in avanti, scende, e scende. Adesso nell'altra direzione, su, indietro, la abbassiamo bene, la portiamo in avanti, l'alziamo bene, poi indietro, in avanti e rilassa. Bene, distendiamo, incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Uniamo anche il movimento del respiro, il ritmo del respiro. Inspiro con la testa al centro, espiro fuori l'aria quando la testa scende verso la spalla. Inspiro, espiro. E ritorno ancora una volta. Inspiro al centro, espiro mentre rifletto lentamente la testa e ritorno. Bene. Adesso facciamo questo movimento. Inspirando, portiamo indietro le braccia, inarchiamo un po' la colonna vertebrale, portiamo un po' indietro la testa e espirando le braccia in avanti, testa tra le braccia, spingo le braccia in avanti e verso il basso. Inspiro come un'onda, inspiro, espiro. Ancora onda, inspiro, espiro. Ancora una volta, inspiro, espiro. Bene. Adesso faremo lo stesso movimento con le braccia. Nell'espirazione, quando portiamo le braccia in avanti, solleviamo anche il ginocchio, cerchiamo di portare la fronte verso il ginocchio. Bene, inspiro, espiro. L'altra gamba, inspiro, espiro. Ancora, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Facciamolo ancora una volta, una bella onda ampia che si richiude fronte al ginocchio. Ancora, inspiro, espiro. Fermiamoci un attimo, rilassiamo completamente. Adesso cerchiamo di tenere il corpo immobile. E forse possiamo sentire che c'è quest'onda che si muove ancora nella nostra mente. Corpo immobile, c'è solo l'onda del respiro. Ascoltiamola. Sentiamo quest'onda leggera che si muove dentro il nostro petto. Il corpo immobile come una statua che respira. E l'onda del respiro non si ferma mai. Bene. Adesso apriamo le braccia, chiudiamo i pugni senza stringere troppo, senza irrigidire le spalle, senza irrigidire le braccia. Disegniamo dei cerchi nell'aria
Allunghiamo bene la colonna vertebrale verso l'alto, dentro il respiro, fuori il respiro, lentamente entriamo nella torsione cercando di tenere l'apertura delle braccia e poi lentamente ritorniamo al centro e rilassiamo, abbandoniamo le braccia, sempre le spalle bene aperte, lasciamo riposare spalle e braccia, poi ancora apriamo, chiudiamo i pugni, cerchi con leggerezza, dentro il respiro, lentamente fuori il respiro mentre piano piano entriamo nella torsione. E poi sempre con calma ritorniamo al centro, abbandoniamo le braccia, le lasciamo riposare, spalle bene aperte e adesso flettiamo la testa in avanti, disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa, sempre tutti movimenti lenti, tutti movimenti attenti. Un cerchio in una direzione, poi cambiamo la direzione nell'altra direzione, dentro l'aria quando portiamo indietro la testa, fuori l'aria quando la testa si flette in avanti. Ancora, cambiamo direzione un'altra volta. E ancora una volta nell'altra direzione. Dobbiamo ascoltare il peso della nostra testa, come si muove il nostro collo, come si distende la gola, come si distendono le cervicali, invece quando flettiamo la testa in avanti. Poi risolleviamo la testa e rilassiamo. Adesso con le gambe faremo il movimento delle farfalla, apriremo e chiuderemo le gambe come se fossero le ali di una farfalla, ma prima di fare questo movimento pensiamo a una farfalla, visualizziamo una farfalla, vediamo una farfalla posata su un fiore che apre e chiude con leggerezza le ali. E una farfalla non pesa più di 1 grammo. Pensiamo a quanta bellezza, quanta armonia è racchiusa in 1 grammo di materia. Nessun uomo sarebbe capace di creare una farfalla. E immaginiamo di trasformarci in farfalle. Facciamo diventare le nostre gambe ali di farfalla e le coloriamo con i colori che piacciono a noi. Pensiamoci: rosso, blu, giallo, verde, viola, arancio. Bene, le nostre gambe sono ali di farfalla, le muoviamo con leggerezza. Dentro il respiro allarghiamo le ginocchia, fuori il respiro riavviciniamo le ginocchia. Inspiro, espiro. Siamo una farfalla che muove piano le sue ali appoggiata su un fiore. Cerchiamo di tenere la stessa leggerezza, sentire che volano via tutte le tensioni dalle articolazioni delle anche. Inspiro, espiro. Ancora. Ancora una volta. Espira. Bene. Ci fermiamo, rilassiamo. Adesso appoggiamo ancora le mani all'addome, ascoltiamo ancora il nostro respiro. E lascia che la pace scenda su di te. Lascia andare tutto, tutti i pensieri, tutte le preoccupazioni, tutte le contrarietà. Lascia andare tutto perché rimanga a posto
solo per la pace, per la tranquillità, per la serenità. Ascolta il respiro, entra nel ritmo del respiro e lascia andare tutto il resto. Bene, vi ringrazio, cari amici, vi auguro di passare una bellissima giornata e vi abbraccio tutti con tanto affetto.